La storia è quella di sempre ed ormai anche noi ci siamo purtroppo abituati. Un vero e proprio giallo ha descritto la giornata di ieri, calda e ventosa, con lo sbarco di oltre 400 persone sulla spiaggia di Palma di Montechiaro. Inizialmente gli abitanti, quasi tutti bagnanti, che hanno visto in diretta l'arrivo dei migranti, parlano di circa 400 persone, che poi diventano 70 per come riportano le forze dell'ordine che hanno immediatamente presidiato e circondato la zona. Sul posto, tra la strada e la spiaggia, si è recato il sindaco di Palma di Montechiaro, Castellino, munito di mascherine e beni di prima necessità da offrire ai migranti, quasi tutti tunisini, mentre alcuni di loro hanno cercato di nascondersi tra le campagne per poi essere acciuffati dalle forze dell'ordine ed accompagnati con i pullman verso Porto Empedocle. Trovato qualche ora dopo il piccolo peschereccio di 10-12 metri che non poteva naturalmente accogliere 400 migranti. Quasi contestualmente a Linosa sono arrivati in 52, tra loro alcune donne, trasferiti poi a Lampedusa e poi ancora a Porto Empedocle sulla nave Moby Zaza. E nella stessa giornata a Trapani altre 3 piccole imbarcazioni, tutte intercettate e fortunatamente salvate. Dai dati del Viminale aggiornati al 22 maggio sono 4.445 migranti arrivati quest'anno in Italia, senza contare 450 giunti sulla costa dell'Agrigentino, sull'isola di Linosa e circa 70 sbarcati tra Lampedusa e Marsala. Nello stesso periodo del 2019 gli arrivi erano 1.361, mentre nel 2018 avevano raggiunto quota 10.693. Il totale dei migranti arrivati lo scorso anno ammonta a 11.471, nel 2018 erano stati invece 23.370, quasi il doppio.